Siamo qui a Cordenons con Matteo Salvini, inutile presentarlo, la sua agenda è terribilmente fitta, diciamo, piena di impegni e di lavoro in questa campagna elettorale che vuole riportare la Lega ai vertici. Ci interessa però sapere il Matteo fuori da questo contesto. Com'è il Matteo di tutti i giorni? Una persona normalissima, con due bimbi che cerca di trovare un po' di tempo per loro, un po' di tempo per gli amici, che ha la passione per la pesca, per il calcio, per la montagna, che però pensa che questo paese abbia bisogno di impegno dalla mattina alla sera per un futuro un po' più normale, un po' più tranquillo, con un po' di lavoro, con un po' di serenità, con un po' di famiglie che possono pensare a mettere su casa e a lasciare ai loro figli quello che hanno avuto dai loro nonni. Quindi una persona normale con tutti i difetti delle persone normali. Un'ultima domanda, in questa confusione che ha creato questo governo, come possiamo dare la speranza a chi non vuole più andare a votare? No, qual è il senso? Chi si rassegna fa pesare il doppio il voto di chi vota per interesse. Vota perché gli interessa l'appalto, perché gli interessa l'assunzione, quella roba lì. Cambiare si può, tutta Europa lo sta dimostrando, in tutta Europa c'è un vento di rinnovamento, di libertà, di tranquillità, di cambiamento, si può cambiare la legge Fornero, si possono togliere gli studi di settore, si può limitare un po' l'immigrazione, quindi l'importante è partecipare, informarsi e scegliere. Grazie. Grazie. Grazie.